Terza corsa dall'Arcoveggio. Confronto sul Emilio al via in 7 dopo il ritiro di Ursula Banno, schieramento Tesla, Vaciglia, Venuschi Etual, Vitamina, Uvella, Vesta, Cabanda in prima fila, vai per Pink in seconda, favore in chiusura per Vaciglia. In partenza la velocità di Venuschi Etual, attaccato al largo da Uvella Vez, più indietro il resto dei concorrenti con Vaciglia che è rimasta praticamente fuori corsa a un centinaio di metri dalla testa. E se ne vanno i primi 200 con in vantaggio Venuschi Etual, seconda posizione in corda per Tesla, mentre al largo rimane Uvella Vez, in terza posizione Vitamina davanti a Viper Pink. In coda cerca di recuperare Vaciglia, ma è ancora a una quarantina di metri dalla testa. Intanto 37 per i 400 iniziali, ha spostato al largo intanto Takabanda sì, che va a sopravanzare Uvella Vez, che rimasta all'esterno cerca la corda e deve sistemarsi in ultima posizione, mentre Vaciglia si ricongiunge dopo 600 metri in 47. In vantaggio Venuschi Etual, in seconda posizione si mantiene Tesla davanti a Vitamina, le posizioni che non cambiano dopo 700 metri di gara, con Venuschi Etual che si appresta a completare gli 800, anzi li ha completati in 1, 2 e 1, rientrante con il sediolo Roberto Vecchione. In seconda posizione sempre Tesla davanti a Vitamina, c'è l'errore di Takabanda sì, poi numero Viper 6 Pink, Takabanda tanto SI chilometro in 1, 18 e 1, a squalificato. questo punto sposta Vitamina dalla terza posizione in corda in anticipo su Viper Pink. E Vitamina si lancia su Venuschi Etual, 400 alla conclusione, Venuschi entra al comando sulla curva finale, Vitamina attacca, c'è Viper Pink di rincalzo insieme a Tesla lungo la corda, poi Vaciglia, ultima curva con Venuschi Etual che difende la posizione, insiste però con decisione Vitamina e si trascina Viper Pink, ha spostato anche Vaciglia, completamento della curva, ingresso in retta con Vitamina che attacca e passa su Venuschi Etual, deve vedersela con Viper Pink, poi Vaciglia che generosamente ritorna, finale con Vitamina che ha buon margine nel finale, controlla la situazione per vincere sulla stessa Viper Pink, terzo posto per Tesla. 1.16.7 il ragguaglio conclusivo, 29.9 a chiudere, vince di spunto Vitamina, Andrea Baveresi in sediolo e al training, la quota al totalizzatore di 3.49, Vitamina, al secondo finisce Viper Pink, al terzo Tesla.